Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Lumini e crisantemi davanti alla casa del sindaco di Vicari nel Palermitano, un gesto che ha il sapore intimidatorio. Nell'ultimo consiglio comunale, tra le questioni all'ordine del giorno, c'era un bene sequestrato alla mafia. Uccisa mentre attraversava la strada, tragico incidente all'alba di oggi ad Aci Castello nel Catanese. Una donna di 63 anni è stata travolta mentre camminava a piedi sul ciglio della strada. Forse l'alta velocità all'origine dell'incidente. La Sicilia cresce più di tutti, il suo PIL batte persino Germania e Francia, a dirlo è la CGA di Mestre. Soddisfatto il presidente Schifani, ma se si guarda al PIL pro capite c'è ancora tanto da fare. Festa di Ognissanti bagnata in diverse zone della Sicilia con allerta gialla, turismo però a gonfie vele, soddisfazione di Federalberghi per i numeri delle prenotazioni. Migliaia di catanesi in visita ai defunti, affollato da giorni il cimitero che presenta importanti interventi di riqualificazione a Catania e il ricordo dei poveri cari in Sicilia passa anche dalla tavola. A Scicli è tempo di armi santi, un pane votivo. Catania, soluzione per prescrizione dell'ex re dei supermercati Sebastiano Scuto. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 2 anni per associazione mafiosa. Immagini di inizio novembre a due facce a Catania. Fondo Romeo, una strada per il cimitero ridotta in discarica, rende una sfida il passaggio alle auto. Stasera, e questo positivo, aprirà a Cibali un centro per i senza fissa dimora che vi possono portare anche gli animali d'affezione. Calcio, la beffa di Caserta, il Catania 2 volte in vantaggio si fa rimontare dai campani che pareggiano in pieno recupero su rigore con i rossazzurri in 10, domani impegnata in trasferta Trapani e Siracusa. Bentrovati. Intimidazione al sindaco di Vicari, crisantemi e lumini davanti alla sua abitazione. Antonio Miceli, l'abitazione appunto di Antonio Miceli, la solidarietà dei sindaci siciliani e della politica nel servizio di Marco Gula. Un mazzo di crisantemi e dei lumini. Il sindaco di Vicari, Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili urbani di Rocca Palumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato proprio davanti alla porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumini. I carabinieri stanno indagando, mi dispiace per la comunità che rappresento, ma non arretro di 1 millimetro dalle mie posizioni e dal mio pensiero contro la mafia, peraltro esternate nell'ultimo consiglio comunale avvenuto il 29 ottobre. Ha detto appunto il sindaco di Vicari. Nell'ultimo consiglio, tra le questioni all'ordine del giorno, c'era un bene sequestrato a Cosa Nostra. Non ho al momento alcuna certezza, ha spiegato Miceli, ma quanto mi è successo potrebbe essere ricondotto alle pesanti dichiarazioni espresse appunto in consiglio comunale. Solidarietà al sindaco da parte della CISL e della CGIL, oltre che da associazioni e anche altri sindaci del territorio. L'auspicio, scrivono, è che si faccia piena luce prima possibile sul movente e sugli autori di questo ignobile gesto. Schianto mortale nelle prime ore del mattino sulla statale 114 ad Aci Castello in provincia di Catania. La vittima è una donna di 63 anni che camminava a piedi per strada. I dettagli da Luca Ciliberti. Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 ad Aci Castello in provincia di Catania. Una donna di 63 anni è stata investita da un'auto, una Peugeot 208, sulla strada statale 114 Orientale Sicola, quasi all'ingresso del paese, guidata da un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aci Castello e i soccorritori del 118. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per prestare subito i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, sembra sia deceduta subito dopo lo schianto. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che la vittima, conosciuta dagli abitanti della zona, uscisse ogni mattina all'alba, spesso anche in pantofole, per andare a comprare le sigarette nella vicina rivendita di tabacchi, camminando sul ciglio della strada. Non è ancora chiaro se la donna stesse attraversando nel punto dove è stata investita. Il giovane invece stava percorrendo la nazionale di ritorno da una festa di Halloween in direzione Cireale. Non è escluso che all'origine dell'incidente ci fosse l'alta velocità. I carabinieri stanno verificando se sull'asfalto sono presenti segni di frenata, l'auto è stata sequestrata e sono stati disposti gli accertamenti sul 25enne per escludere l'abuso di alcol o droghe. La strada statale 114 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.
La Sicilia, prima regione d'Italia per crescita economica rispetto all'anno pre-Covid, lo dice la CGIA di Mestre. Facciamo meglio anche di Francia e di Germania, soddisfatto il presidente Schifani, ma se si guarda al PIL pro capite c'è ancora tanto da fare. Orazio Longo. Più 10,9%, insomma meglio di tutte le regioni italiane, ma meglio anche di interi stati come Germania, Francia e della stessa Spagna, che in Europa è la più virtuosa col 10%. La Sicilia guida la classifica della crescita economica rispetto all'anno pre-Covid, a dirlo è la CGIA di Mestre e la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato. Se tra il 2019 e il 2025 il PIL reale, cioè quello dato dalla produzione economica a prezzi costanti, escludendo l'inflazione, è aumentato in Italia del 6,4%, in Francia è salito del 5%, in Germania dello 0,2%, in Sicilia ha toccato quasi quota 11%. Questo grazie all'andamento delle costruzioni, del turismo e dell'industria, settori che hanno potuto beneficiare degli effetti innescati dal superbonus, dalla ZES unica, la zona economica speciale, e dal PNRR. Soddisfatto il presidente della regione Schifani, i dati diffusi dalla CGIA di Mestre, commenta, certificano una Sicilia che guida la crescita tra tutte le regioni italiane, che si aggiunge al calo del 25% delle ore di cassa integrazione, entrate tributarie in aumento, disavanzo azzerato, aumento delle imprese e dell'occupazione. Nella particolare classifica della crescita economica pre-Covid, a livello provinciale svetta Siracusa con il PIL reale aumentato del 44% davanti a Caltanissetta più 13% e Milano più 12%, Palermo è 15esima, Ragusa 17esima, Messina 23esima, Catania 26esima. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché i numeri cambiano se si prende in considerazione la classifica del PIL per abitante, dove con 24.000 euro la Sicilia è penultima, davanti solo alla Calabria, con la prima città isolana che è Siracusa al 79esimo posto su 107 città italiane, con un PIL pro capite di 27.000 euro, Palermo 84esima e Catania 88esima, subito davanti a Messina con 24.000 euro e rotti. Per la cronaca, l'area più ricca d'Italia è la città metropolitana di Milano, che conta un PIL per abitante pari a 75.000 euro. E siamo alla festa di Ognissanti, oggi con tempo instabile in Sicilia, allerta gialla in diverse zone, ma a Palermo dopo gli allagamenti di ieri è tornato il sole, numerosi i turisti. Federalberghi esprime soddisfazione per i numeri delle prenotazioni. Gula. Ieri piogge e temporali, oggi il meteo sembra decisamente più clemente, soprattutto a Palermo. Il capoluogo siciliano si è risvegliato con il sole per il ponte di Ognissanti, ma non tutta la Sicilia per questo weekend di festa godrà del bel tempo. In alcune zone dell'isola, come nel Ragusano e Siracusano, si alterneranno piogge e rovesci. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per la Sicilia orientale e settentrionale, in particolare per le province di Siracusa, Catania e Messina. Domani la giornata si preannuncia tendenzialmente più stabile e asciutta, salvo ancora un marginale rischio di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sui settori interni a ridosso dei comprensori montuosi centro-orientali. Nonostante il tempo variabile, molti sono i turisti che hanno deciso di trascorrere questo ponte vacanziero in Sicilia. Da Palermo a Catania, ma anche a Agrigento e Siracusa, una vacanza mordi e fuggi per molti, ma che comunque ravviva il turismo nell'isola in un periodo di bassa stagione. Una vacanza che intreccia cultura e gastronomia con i dolci tipici del periodo a deliziare i palati di tanti turisti. E c'è ovviamente chi resterà in Sicilia anche per qualche giorno della prossima settimana. Federalberghi manifesta soddisfazione per i numeri delle prenotazioni. L'obiettivo adesso è quello di rendere la Sicilia appetibile anche per i mesi invernali, avviando il percorso di destagionalizzazione. E in queste ore migliaia di catanesi si sono recati in visita ai propri defunti, preso d'assalto già da giovedì il cimitero, che presenta importanti interventi di riqualificazione, come ci racconta Tonino De Mana. È un afflusso ordinato in un cimitero ordinato. Come da tradizione i catanesi stanno facendo visita al caro estinto per 1 o 2 giorni in cui si prevede una presenza di oltre 50.000 persone, anche se è un flusso continuo di visitatori già da giovedì. Viabilità all'osservata speciale nel perimetro di via Quicella con il parcheggio del Divino Amore preso d'assalto già dal mattino. Balza subito agli occhi il numero di autobus che fanno la spola all'interno del cimitero e soprattutto la pulizia, specie nell'area che vedete un tempo ridotta in una giungla dove era quasi impossibile farsi largo tra le lapidi.
Scorre l'acqua nei bagni, finalmente accessibili e puliti, e nelle fontanelle, frutto anche di importanti interventi strutturali alla rete idrica. Naturalmente l'estensione del cimitero e i ritardi accumulati nel passato richiedono tempo, ma le lamentele e la critica costruttiva, tante volte anche noi abbiamo documentato scene di degrado, servono per migliorare. Da qui il siparietto che vi proponiamo tra un visitatore e l'assessore al cimitero Petralia. Io mi chiedo perché il servizio che viene fatto nelle festività dedicate ai defunti mostra un cimitero funzionale, e io che frequento il cimitero ogni settimana insieme a mia sorella per venire a visitare i miei cari non trovo lo stesso servizio tutto l'anno. Noi innanzitutto andiamo a recepire con grande attenzione e con piacere le segnalazioni dei cittadini, che sono sempre costruttive. Logicamente arrivare al risultato di oggi sembra semplice, ma non lo è. C'è stato un lavoro lungo, non nell'ultima settimana, sarebbe stato impossibile, ma un lavoro lungo di mesi e mesi. Tutto si conclude con una stretta di mano. Intanto sono in calo i furti di fiori. Magari che di plastica si buttavano, ora no. E sta per essere consegnata la nuova camera mortuaria. E ricordo all'inizio della nostra amministrazione un video di segnalazione da parte di un cittadino dove c'era quello scempio. Oggi sorge il nuovo deposito che è stato completamente ristrutturato con dei fondi comunali. E domani si replica, forse per la giornata più movimentata, quella domenicale per la commemorazione dei defunti. E la festa di Ognissanti porta con sé anche le tradizioni culinarie. A Scicli il ricordo dei defunti passa da Larmi Santi, il pane votivo che le famiglie modellano a mano e donano come gesto d'amore e protezione da parte dei propri cari scomparsi. Veronica Barbarino. Fede, storia e cucina popolare si intrecciano per commemorare le anime dei santi e dei defunti. A Scicli ogni anno la tradizione si rinnova con l'Armi Santi. Sono piccoli pani votivi che simboleggiano un cuore dentro un abbraccio, realizzato a mano dalle famiglie e donati come segno di protezione e affetto da parte dei cari scomparsi. L'Armi Santi è il pane tipico a pasta dura di Scicli che si regala ai bambini tra la notte dell'1 e il 2 novembre, fatto con acqua, semola rimacinata e lievito madre e un pizzico di sale. Si preparava già alla fine di ottobre con il grano macinato a maggio e si cominciava a regalare sia ai bambini ma anche alle famiglie più bisognose e alle vedove. Un rito che richiama l'idea di un legame che non si spezza, di una presenza che continua nel quotidiano attraverso un gesto semplice, quello del pane. Si lavora energicamente per 10-15 minuti, si fa riposare per 2 ore, dopodiché si staglia e si fanno le classiche forme a cuore. Questo pane ricorda un abbraccio. Tra devozione e folklore, l'Armi Santi non è soltanto un pane, ma un ponte con i defunti e un patrimonio immateriale di antichità. Catania ha soluzione per prescrizione all'ex re dei supermercati Sebastiano Scuto. La Corte di Cassazione ha annullato infatti la precedente condanna della Corte d'Appello a 2 anni per associazione mafiosa. Orazio Longo. Un percorso giudiziario durato 28 anni. Alla fine la sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui un'altra corte, quella d'Appello di Catania, aveva condannato l'imprenditore Sebastiano Scuto a 2 anni di reclusione per associazione mafiosa. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il reato contestato all'ex re dei supermercati in Sicilia fosse estinto per intervenuta prescrizione. Si chiude così un lungo iter giudiziario che ha comportato gravi sofferenze a Sebastiano Scuto e consistenti danni alle sue aziende, commentano i legali dell'imprenditore. La difesa ha fatto anche sapere che attraverso l'uso del giudizio di revisione e il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lavorerà per pervenire alla definitiva proclamazione dell'innocenza di Scuto, che viene indicato dai suoi avvocati come vittima delle intimidazioni del clan mafioso dei Laudani. In una nota i penalisti Giovanni Grasso e Franco Coppi commentano come il non rinvio deciso dalla Corte di Cassazione sia dovuto al fatto che, scrivono i legali, questa Corte ha evidentemente ritenuto che gli atti processuali consentissero di pervenire a una decisione senza necessità di un nuovo intervento del giudice del rinvio. Pronuncia quindi che mette la parola fine a una lunga e tortuosa vicenda. Palermo approvata dalla Giunta regionale la legge di stabilità 2026. Tra i nuovi interventi anche un bonus facciate in salsa siciliana e il Sicily Working, un contributo per le imprese che assumono. Mallo Viola.
Torna il bonus edilizio ma in salsa siciliana. Con l'approvazione della legge di stabilità da parte della Giunta rinasce anche un provvedimento teso a sostenere il settore attraverso bonus facciate ed energetici. La norma stanzia 15 milioni per ciascun anno del triennio dal 2026 al 2028 da destinarsi alle persone fisiche e ai condomini che realizzino interventi di consolidamento strutturale, riqualificazione energetica delle facciate, interventi di efficientamento energetico degli immobili e per l'autoconsumo da fonti rinnovabili. La misura prevede contributi pari al 50% delle spese sostenute. È l'ultima novità inserita in una finanziaria che vale 1 miliardo e 200 milioni di euro, nella quale la parte del leone la fanno le misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, che valgono complessivamente 220 milioni di euro. Fra questi 20 milioni saranno utilizzati per la misura chiamata City Working, ovvero un contributo a fondo perduto del valore di 30.000 euro per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, consentendo al lavoratore di operare a distanza dal territorio siciliano. Sono poi previsti contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende Super ZES. Confermati per i comuni 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari, 115 per investimenti, altri 108 andranno alle ex province. Confermate anche le risorse per il personale esterno della regione e per gli ex precari stabilizzati. Andiamo a Catania, da fondo Romeo a fondo perduto. Una maxi discarica infatti rende problematico anche il passaggio delle auto. Si tratta di una strada che conduce al cimitero di Catania, ma l'alternativa non è delle migliori, come ci racconta Tonino De Mana. Si riduce sempre più la strada qui a Fondo Romeo, trasformata in un'autentica discarica abusiva. Come potete vedere c'è di tutto, dai pneumatici ai mobili, agli scarti edili e all'Eternit. Eppure questa è una delle strade che conduce al cimitero monumentale di Via Acquicella. Chi ha cercato strade alternative per raggiungere il cimitero di Catania sarà ancora lì ad imprecare. Il pensiero ricorrente è: chi me lo ha fatto fare? Ed eccole le problematiche manovre degli automobilisti in via Calliope, siamo a Fondo Romeo, per una strada sempre più stretta dove gli incivili trovano il modo di sbarazzarsi di ogni cosa. Quasi impossibile transitare, eppure in zona sono presenti numerose telecamere sulla cui utilità poniamo numerosi dubbi. Umore nero per quanti hanno avuto la felice idea, si fa per dire, di percorrere la strada pattumiera. Quanto è difficile percorrere questa strada? Guardi, è la prima volta che la percorro, quindi non le saprei dire. In questo momento vedo tutta questa spazzatura e direi che è la prima volta e forse anche l'ultima. Spero di sì. Qua non si può camminare completamente. Di solito questa strada non la faccio quasi mai perché so che in queste condizioni fa schifo. Ma ci vuole veramente una preghiera per passare da qua? Sì, è vero, spero di farcela fino alla fine. Sempre a Catania, questa sera aprirà un centro per i senza fissa dimora con animali d'affezione. Si potrà accedere senza documenti ma previa identificazione delle istituzioni competenti. Ve lo mostriamo in anteprima con Emanuela Corsi. 2 ampie aree dedicate a uomini e donne, con 18 posti letto per i primi e 12 per le seconde. Bagni, lavanderie e un soggiorno per cenare e fare colazione. Da questa sera a Catania, in via Stazzone, nel quartiere di Cibali, sarà in funzione un altro spazio. Un centro nato per offrire accoglienza notturna, sostegno e dignità a chi è senza dimora e condivide la propria vita con animali di affezione, spesso esclusi da questi percorsi di ospitalità. Saranno previste delle cucce e degli spazi dedicati anche agli animali di affezione nella misura in cui avremo richieste di accoglienza di persone che si accompagnano al proprio animale. Gli ospiti riceveranno pasti, servizi docce e lavanderia, ma anche assistenza sanitaria e veterinaria di base, distribuzione di kit di prima accoglienza e vestiario. A Catania sono circa 200 i senza tetto. Adesso c'è anche una cosiddetta marginalità relativa, persone che magari hanno perso il lavoro, sono entrate in crisi, hanno perso il legame familiare, hanno divorziato e in questo caso si agisce in regime di prevenzione. L'iniziativa è finanziata nell'ambito del programma operativo nazionale Metro Plus ed è promossa dal Comune di Catania con il coordinamento congiunto della Direzione Politiche Comunitarie e Servizi Sociali. Abbiamo preso e deliberato qualche settimana fa l'acquisizione di un'ulteriore struttura che è quella in via Cefalì e che successivamente la adibiremo ad albergo sociale. Questo amplierà chiaramente le postazioni nella nostra amministrazione proprio per dare un segnale di inclusione maggiore. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport.
Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio e la beffa del Catania che pareggia in casa della Casertana. I rossazzurri dominano nel primo tempo e nella ripresa tornano in vantaggio, ma due gravi ingenuità costano i 3 punti. Finisce 2-2. Marco Carli. Il pareggio di Caserta racconta tanto di un Catania che nel primo tempo è dominante, ma che si morde le mani. Sono 2 episodi, 2 errori a cambiare il corso della partita. Sul 2-1 per i rossazzurri la palla del possibile 3-1 scorre via e subito dopo arriva il fallo di reazione di Gherardi su Heinz, rossazzurri in 10. Nel recupero d'ausilio, proprio colui che col suo cross stava consentendo al Catania di chiudere definitivamente l'incontro, diventa l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Per rinviare colpisce Casarotto, rigore, 2-2 di Liotti al 98esimo e amaro in bocca. Toscano, il Catania è in testa in attesa della partita della Salernitana, vede il bicchiere mezzo pieno. Resettiamo anche questa come le 2 vittorie che abbiamo fatto in casa e pensiamo già alla prossima, perché devi solo guardare avanti e preparare l'altra partita. I rossazzurri mettono sotto i campani nel primo tempo fino al bellissimo gol di Di Tacchio che stappa la partita. Poi 5 minuti di reazione della Casertana che portano al pari di Proia. Nel secondo tempo, più equilibrato e spezzettato, ecco la perla di Donnarumma dopo il bell'assist di Caturano che sembra indirizzare definitivamente l'incontro prima dei 2 episodi raccontati. Per il primo, Gherardi si scusa. Al club, al mister, ai miei compagni, ai tifosi. Mi sono fatto prendere dalla foga, è stato un momento di ingenuità. La squadra, dopo un defaticante oggi in Campania, tornerà ad allenarsi martedì. Saranno valutate le condizioni di Aloi, mentre in vista della squalifica di Gherardi si spera di avere Pieraccini. Per lui potrebbe essere stato semplice affaticamento. Impegni in trasferta domani pomeriggio per le altre siciliane di Serie C. Il Trapani gioca a Crotone, il Siracusa a Giuliano. Sergio Colosi. Trapani e Siracusa tra continuità, panchine e futuro. La prima che andrà in campo a Crotone è la formazione granata. 2 squadre che vogliono scendere dall'altalena dei risultati. È il tema dominante della sfida dell'Ezio-Scida. Il Trapani, 7 punti in 5 gare e l'eliminazione dalla Coppa Italia, alterna buone prestazioni a periodi meno felici. Percorso simile per il Crotone. 2 vittorie e altrettanti KO negli ultimi 4 turni di campionato. Il tecnico Aroni che è sotto esame da qualche settimana. A Crotone in linea di massima ha confermato l'11 che ha battuto l'audace Cerignola al provinciale. Il capitano Benedetti sconta la seconda giornata di squalifica. A sinistra gioca l'ex Giron, domenica scorsa tra i migliori. Panchine protagoniste anche nella sfida salvezza in Campania tra Giuliano e Siracusa, che chiudono la classifica divise da appena 3 punti. Nel Giuliano è il giorno dell'esordio di Ezio Capuano, quest'anno terzo tecnico sulla scomoda panchina giallo-blu. Ben più salda invece quella di Marco Turati, che cerca conferme, identità e qualità dopo l'ottima prova contro il Casarano. Stessa formazione azzurra dell'ultima gara, sia nel modulo che negli interpreti. Puzzone ancora infortunato. Ancora una pausa, a tra poco. Ancora una notizia perché con nuovi voli e 47 milioni arriva il rilancio dello scalo di Comiso, al via da oggi infatti i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso. Garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia sudorientale il diritto alla mobilità con tariffe certe e collegamenti costanti verso Roma e Milano, afferma il presidente della regione Schifani. Si tratta di un risultato frutto della collaborazione tra Stato e Regione e di una scelta strategica del mio governo che fin dall'avvio della legislatura, dice il Presidente, ha lavorato per il rilancio dello scalo, per il quale tra l'altro attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione abbiamo stanziato 47 milioni di euro. Bene, questa era l'ultima notizia, il TG finisce qui per questa edizione, è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata, arrivederci.